io gli passo la parola. Non pochissimi mesi fa, grazie a un'iniziativa del registro Alfa Romeo, in un altro posto evocativo, l'Autonomo Nazionale di Monza, si è celebrata, Stefano D'Amico è artefice che qui alla mia sinistra, si è celebrato il 50° dell'Autodetta. L'Autodetta, per i pochi che non lo sapessero, è stata un'importantissima, divisione dell'azienda, con una sua autonomia, ma sostanzialmente una divisione dell'azienda, che ha preparato le macchine che hanno praticamente sbancato i circuiti di tutto il mondo. E uno degli artefici, tra i più giovani artefici, perché in quel momento era ragazzino si può dire, è Andrea Diavanic, che ha cominciato, se non mi ricordo, le meravigliose fotografie in bianco e nero con Andrea Diavanic con i suoi occhiali, con le sue Giulia, poi via via automobili sempre più potenti, ricordo per tutti le 33 delle varie serie. La pianto qui, io vorrei, Andrea, che tu dicessi qualcosa a proposito di questo mito che oggi qui si incarna e che però deve essere un qualcosa di proiettato su. Beh, innanzitutto un saluto a tutti voi, tra cui ho visto molti appassionati, ma anche parte di chi ha fatto la storia dell'Alfa Romeo anche nel mio periodo. Grazie di questa opportunità di vivere un momento delicato da un lato, ma importante, quasi da piattaforma per il futuro, come questo evento che affronta proprio il tema Museo di Aveiro. Io ho avuto una grande opportunità, che tutto la vivo della mia vita, di aver vissuto, parlando di Alfa specificatamente, la storia dell'Alfa Romeo. Quindi la nascita attraverso l'Urali, a quei tempi presidente di una grande società come era Alfa Romeo, come è e come diventerà, speriamo, Alfa Romeo. Avevo un rapporto soprattutto con noi piloti molto umano, molto personale, quindi si era presidente ma con una tipologia, si entrava da lui senza neanche, perché ti può confermarlo, senza neanche bussare la porta se eri uno dei piloti. Ho visto la nascita di Balocco, ho visto la nascita di Varese, ho vissuto tutti questi momenti, ho visto la nascita dell'Autodelta, perché prima Autodelta inizio anni 60 da assemblatore delle TZ, è diventato poi costruttore, con, non abbiamo ancora ricordato, un ingegnere Chiti che ha rappresentato a sua volta il momento di ritorno veramente come tanti altri di quel periodo. Ecco, ho vissuto il passato per arrivare poi alle prestazioni, a gare, forse non quello che si poteva aspettare da Alfa Romeo contro una Ferrari, però in ogni caso da grande protagonista del mondo sportivo agonistico. Ma quello che è importante per me è che sto vivendo il presente di Alfa Romeo. Eravamo l'11 a Maranello, il mio primo cliente nella mia attività, perché non in presente ho l'opportunità di vivere attraverso la mia società i rapporti con i brand sportivi del gruppo Fiat, che chiamo ancora il gruppo Fiat più che Fiat Chrysler Automobile. E diciamo che con tutto questo periodo il mio cliente principale è la Ferrari, con cui ho un'attività non racing ma diciamo di vetture di produzione, così come la mia attività presente nata nel 90 a Varano dei Melegari proprio con Alfa Romeo, guida sicura tra virgolette, ma ovviamente guida anche sicura ma sportivamente parlando, poi Maserati e tutti gli altri. Vivo il presente attraverso questa opportunità e soprattutto in quello che io considero la potenzialità di un rilancio. Sto parlando della storia in questo momento. L'attualità rappresenta rilancio. Faccio un piccolo esempio, la nuova 4C. Noi stiamo facendo i corsi nel mio centro Varano dei Melegari a livello europeo dei primi 500 acquirenti della 4C e stanno vedendo tutti, tedeschi, inglesi, francesi, pochi italiani per motivazioni più fiscali e economiche che di realtà di passione verso la fede. Ma quello che mi piace molto è l'idea di vivere anche in questo momento, e nonostante la mia età, il futuro dell'Alfa Romeo. Abbiamo visto che stanno presentando il rilancio dell'Alfa Romeo attraverso la nuova Giulia, che dovrebbe uscire in questi 14 o 15 come anni. Soprattutto la nuova Ammiralia, che sarà una vettura di alto livello ma molto sportiva e molto prestazionale, più alti prodotti che arriveranno. Entrate in mercati come quello degli Stati Uniti, che per Alfa può essere veramente il rilancio totale date le dimensioni,
e l'heritage che Frank Alfa Romeo ha mantenuto in un paese come quello, al di là del fatto che non fosse presente commercialmente sul mercato fino a quello che sarà il lancio alla fine di quest'anno. E concludo dicendo che la storia non la puoi costruire, o ce l'hai o non ce l'hai. L'Alfa Romeo ce l'ha e di modo notevole. Il futuro lo puoi costruire, ma ripeto, l'heritage, la piattaforma del tuo passato, non puoi fare altro. E il museo è una grande opportunità che valorizzare e speriamo che ciò avvenga il prima possibile. Grazie.